Ha conquistato in primavera ai campionati studenteschi di Roma, sotto gli occhi di Usain Bolt, il titolo italiano nella specialità degli 80 metri piani, sbaragliando l'agguerrita concorrenza. A soli 14 anni, Gianpietro Frontedu, velocista di Orgosolo, viene considerato una promessa dell'atletica nazionale. Da qualche mese è tesserato per la società atletica del Lugo di Nuoro e ha preso ad allenarsi con grande impegno per ottenere nuovi importanti risultati. Lo abbiamo incrociato ieri nel campo scuola di Nuoro. Una passione per l'atletica, quella di Gianpietro, scoperta per caso e che ora intende perseguire con grande tenacia. Gianpietro Frontedu, campione nazionale studentesco degli 80 metri, oggi qua al campo scuola per allenarti, insomma, come procede la tua attività, la tua passione? Bene, bene, cerchiamo di migliorare e continuiamo. Tu sei di Orgosolo, come hai iniziato la tua attività atletica? La mia professoressa Antonietta Fele mi ha portato ai giochi studenteschi a Orani e ha fatto provare gli 80 e ho vinto. Allora il mio allenatore, che di adesso ha visto che ero veloce, mi ha chiesto di andare ad allenarmi, di venire ad allenarmi qua. Da qua sei andato poi agli studenteschi di Roma, in cui sei diventato campione italiano. Prima ho fatto la fase provinciale a Orani, poi quella regionale a Terralba e poi sono andato a Roma e non me l'aspettavo di vincere. Avevo il terzo tempo di accredito e poi il secondo tempo in batteria, il terzo poi nelle semifinali e poi in finale ho vinto. Adesso ti stai allenando sempre sulla distanza degli 80 metri? Sì, sì. Solo gli 80 per adesso, poi si vedrà più avanti.